Convegni, concerti, mostre, oltre 50 eventi su temi ad ampio respiro. L'Associazione Culturale Politica Il Bandolo è pronta ad una nuova stagione di iniziative che saranno promosse sul territorio e per il territorio. La mission del bandolo è quello di coinvolgere il maggior numero di cittadini sulle iniziative che portiamo avanti da 10 anni. Il successo di quello che abbiamo fatto in passato ci conforta e sicuramente ci incoraggia ad andare avanti. Noi lavoriamo, come si dice, a largo spettro, non seguiamo un filo logico, decidiamo di mese in mese cosa proporre e con grande fortuna finora siamo riusciti ad andare avanti. Il primo incontro sarà il 21 settembre nella sala Ghio-Schiffini della Società Economica di Chiavari. In collaborazione con l'associazione Verità per Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica, verrà portata la testimonianza di padre Mauro Armanino sul tema liberi di partire, liberi di restare, l'utopia degli altri. Nell'immediato avremo sicuramente padre Armanino, che sarà sabato prossimo. È una persona che è molto conosciuta, è un missionario che ha lavorato lungamente in Niger, ha vissuto delle esperienze terribili e adesso è ritornato, diciamo, a visitare la famiglia a Casarza, per cui non potevamo farcelo scappare. Io penso che come inizio di stagione sia il personaggio giusto per poter ripartire con lo spirito giusto della nostra associazione. Il calendario proseguirà ad ottobre con Dori Ghezzi, che parlerà della sua vita insieme all'indimenticato Fabrizio De André nel ventennale dalla scomparsa. A fine anno sarà Sergio Staino a celebrare i 40 anni del suo personaggio dei fumetti Bobo. Nell'occasione presenterà il suo ultimo libro con il personaggio Jesus. A gennaio invece il focus tornerà su tematiche locali, discutendo di genesi e storia della Fiera di Sant'Antonio, e a febbraio lo storico Sandro Antonino parlerà di totalitarismi.